Nato a Borgo San Sepolcro tra il 1415 ed il 1420, figlio di commercianti, senza lasciar tempo al tempo, Vasari lo ritrova a Firenze nel 39, ove Leon Battista Alberti, architetto, è impegnato al De Pictura, un trattato sulla nuova arte, traendo spunti dalla battaglia di San Romano di Paolo Uccello, dall'Annunciazione del Beato Angelico e da Domenico Veneziano. Questi, su temi, ambienti e tecniche diverse, portarono in pittura l'architettura. Nel battesimo di Cristo, Piero dà prova del suo valore con un'opera di rara luminosità, un Gesù dal corpo di statua greca ed un originale tentativo prospettico che non si esaurisce nel giovane convertito che, togliendosi la camicia e restando in mutande, movimenta la scena ed il nostro viso che si apre ad un sorriso, ma trasformando il ristagno del Giordano in uno specchio che riflette le vesti di tre personaggi, ma volendo avvicinare l'impossibile esagera e sull'acqua si specchia una lontana cima, quasi che questa possa essere uno specchio rialzato, anziché acqua che scende per gravità, non volendo tornare alla sorgente. La luce inoltre è trasversale, l'ombra dei tronchi, simboli del passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, lo attestano. Mai quelle cime avrebbero potuto bagnarsi nel Giordano. Arrivato a Rimini, nel Tempio Malatestiano, i personaggi sono inquadrati in una cornice architettonica con una sorprendente finestra aperta sulle mura della città. Osserviamo Sigismondo inchiodato davanti a Salomone e confrontiamo con il ritratto che Piero eseguì su tavola per capire la difficoltà di dipingere a fresco, ossia velocemente. Non sappiamo se Sigismondo governò con la saggezza proverbiale di Salomone. Certo è che Pietro è un gran pittore. Torniamo al tema. Nel Duomo di Arezzo ritroviamo Salomone, che riceve omaggio dalla regina di Saba in un palazzo romano. In un dettaglio della scoperta della vera croce, a destra della facciata rinascimentale della chiesa, si sviluppa in salire la città. Chi conosce Arezzo sa che persino la piazza alta ha pendenza. A sinistra, in alto, ne vediamo la conferma. Tra le due parti, un monte a forma di cranio, ossia il Calvario. Non ci poteva stare, anche se doveva ricordare dove andrà la croce, ma sciupa un ideale di continuità pittorica che troviamo, invece, nella città, appunto, ideale, ad Urbino, un esercizio prospettico perfetto, ove l'umanità non trova spazio. La natura sì, in qualche vaso e in scorci di colline. Nella cuspide del Polittico di Sant'Antonio a Perugia, l'occhio viene attratto da una galleria. È un gioco o un gioco prospettico che distoglie dall'evento principale? Piero trova un equilibrio tra forma e contenuto, soggetto e contenitore, osservando il soffitto
dobbiamo supporre abbia avuto un ottimo suggeritore, Leon Battista Alberti, che realizzò nel Duomo di Mantova un soffitto a volta a cassettoni del tutto simile, e Pietro ottenne il titolo ad honorem di pittore architetto.